Amici del futsal, appassionati di calcio a 5, buon pomeriggio da Marco Pagano, ben ritrovati da San Donato Milanese. È la prima del girone di ritorno per la kick-off che affronta il Bitonto, terzo in classifica. Fischia l'arbitro, è iniziato il primo possesso del Bitonto, è iniziato il girone di ritorno per kick-off e Bitonto. Nicoletti, Bovo su di lei, Borges non può intervenire, Lucileia lavora questo pallone per Greco in due tempi. Un kick-off che riparte da Pepe. Lucileia calcia col destro, altra bella parata di Bovo. Greco sfigia la marcatura, calcia col sinistro. Coppari a sporcare il movimento del capitano del Bitonto, ci prova dalla distanza Ghilardi, deviazione di Pepe, calcio d'angolo. E va dentro dove c'è Lucileia anticipata, allora Borges col tacco per Gabi De Souza che prova a partire in mezzo a due. Gabi De Souza incrocia sul fondo. Alla battuta Ghilardi, dentro per Lucileia che la gira, altra bella parata in volo di Pepe, calcio d'angolo. Siamo già dall'altra parte con Lucileia che imbuca per Greta Ghilardi che tocca il pallone vincente. Passa il Bitonto con il gol del vantaggio dopo 4 minuti e mezzo. Greco ha sbloccato il risultato. Tocco per Bruna Borges. Ha avuto forse la migliore occasione della kick-off in questo avvio. Coppari se ne va in bello stile su Ghilardi. Calcia Coppari. Torma in due tempi, la tiene. Ripartenza per Gabi De Souza. Manieri chiude il triangolo. Gabi è partita, può andare in porta. Gabi De Souza scivolando. Palla sul fondo. Uscita del Bitonto di Francesco, calcia incrociando tra le mani di Pepe e rientra sul sinistro. Baldassarri, altra finta, Greco interviene. Gabi De Souza calcia. Ripartenza per il Bitonto con Cenedese. Deviazione di Pepe in calcio d'angolo, brivido. Lucileia sotto le gambe di Pepe, raddoppia il Bitonto con il guizzo del capitano Lucileia, 2-0. Tiene il pallone Gabi, filtrante per Bruna Borges che potrebbe anche calciare, poi Coppari dalla distanza col destro. Calcia sul fondo, Ghilardi, finta su Coppari, vince il contrasto, allarga per Cenedese, dribbling riuscito, palla in campo, Cenedese, palo colpito, palla ancora in movimento. Baldassarri. Coppari si gira, calcia dalla distanza, Torma la tocca e calcio d'angolo, kick-off. Coppari, imbucata, Bovo si gira, Bovo! Palla in fallo laterale, Borges, Baldassarri dal limite, vorrebbe scaricare col sinistro, in porta, Torma in due tempi. Alta anche Baldassarri su Greco che lancia in avanti dall'altra parte dove c'è Di Vincenzo che tocca per Lucileia. Porta vuota, Lucileia, 3-0 per il Bitonto. È entrato l'ultimo minuto di questo primo tempo con la conclusione di Bruna Borges dalla distanza, 54 secondi alla sirena. Dentro Coppari, murato il tentativo, Greco può andare in contropiede isolato. Greco, finta, lasciare il pallone per la conclusione, Sesti ci mette la gamba per salvare la kick-off da un possibile 0-4. Inizia la ripresa con la kick-off sotto di 3 gol. Primo errore di concentrazione qui di Gabi De Souza. Movimento di Lucileia. Lucileia calcia, Pepe in uscita a dirle di no. Lucileia punta alla porta, rientra sul sinistro, Cenedese. Anticipata da Manieri, dall'altra parte Bruna Borges, è solissima Bruna Borges, riapre l'incontro, 3-1 Bruna Borges, torna il gol e adesso riapre le sorti di questo pomeriggio. Manieri resta larga, Borges dall'altra parte imbuca per Coppari davanti al portiere, Coppari ci ha pensato troppo, Coppari si è divorata il gol del 3-2 qua, Borges col destro. Forte ben preciso, c'è deviazione, quindi altro calcio d'angolo. Manieri allarga, Borges può andare in porta, rientra sul destro Borges, lo stringe, poi Bovo anticipata, calcio d'angolo. Torma, azione contropiede per Cenedese che può andare in porta, Cenedese! Fulmina Pepe, 4-1 Bitonto. Manieri
calcia dalla distanza senza trovare però lo specchio. Torma lascia scorrere sul fondo. Coppari dentro, Gabi all'indietro, Coppari con deviazione e quindi calcio d'angolo. Torna, movimento di Baldassarri, Torma può calciare verso la porta che è libera, Torma calcia con la palla che termina sul fondo di poco. Gabi De Souza che se la porta in avanti, Gabi allarga, Bruna Borges, palo, Gabi De Souza in caduta e l'autorete che rimette in pista la kick-off, la toccata Abadessa, 4-2, che riporterebbe tutto veramente in equilibrio. Qui la conclusione di Coppari è stata deviata da Torma. Lusileia ha spazio, vorrebbe andare anche al tiro, Lusileia calcia con le mani Coppari in due tempi. E possesso per Gabi De Souza, Coppari calcia con deviazione. Altro grande pericolo per il Bitonto, se la cava Torma. Gabi De Souza, Coppari, Bovo, larga per Manieri, con la punta Manieri in due tempi, Torma a mettere in movimento adesso Cenedese. Prova ad imbucare per Nicoletti, che trova il gol del 2-5. Tocco sotto porta di Nicoletti, lo schema ben riuscito del Bitonto, che riporta adesso sul +3 il risultato. Rimessa già battuta per Grieco, che può calciare in porta, Coppari lascia lì un pallone pericoloso. Palla recuperata da Grieco che calcia dalla distanza e diventa 2-6. L'ultimo pallone di questa gara che termina sul risultato di 2-6, vince il Bitonto anche la gara di ritorno, seconda sconfitta consecutiva del 2026 qui in casa per la Kick-Off, che aveva un ospite molto complicato come il Bitonto. Finisce sconfitto anche in questo caso, termina così la gara di San Donato Milanese. Buona serata e a risentirci da Marco Pagano.